qui con l'autore del primo gol, Daniele Romano, direi e che gol, perché hai tirato fuori dal cilindro veramente una gran botta da fuori. Poi certo ci ha messo del suo anche il portiere, però l'importante è che la palla sia finita dentro. Sì, è stato un bel gol, sono molto contento sì per il gol, ma anche per la prestazione della squadra. Dovevamo uscire da questo momento difficile, ce l'abbiamo fatta con la forza del gruppo. Diciamo anche un bel momento per te perché venivi da alcune partite in cui appunto non avevi giocato molto, oggi titolare e hai dato un grosso contributo per questa importantissima vittoria che poi fa bene, dicevi, a tutta la squadra, però anche per te comunque sono soddisfazioni, dai. Sì, una bella soddisfazione, sono molto contento infatti. L'importante è farsi trovare sempre pronto e dare sempre il massimo per la squadra. E poi sono arrivati anche degli ottimi risultati di altri campi, no? Con il Bassano che ha pareggiato e soprattutto l'Ambrosiana che ha perso, quindi ci siamo ripresi la vetta del girone. Sì. Adesso siamo primi e siamo tornati dove dovevamo essere perché ce lo meritiamo, perché ci stiamo impegnando molto durante la settimana. Dunque adesso parte un altro campionato e dobbiamo continuare così. Poi un commento ti chiedo anche dal campo perché sono arrivate anche molte domande con tutte queste rizzollature di sabbia che sicuramente non hanno aiutato. Com'è proprio tu che lo calpesti questo campo? Sicuramente non è facile. Sì, è stata infatti una partita molto difficile perché non si poteva giocare tanto palla a terra, ma l'abbiamo vinta con la determinazione e con la cattiveria e arrivando sempre primi contro l'avversario, vincendo anche le seconde palle e l'abbiamo vinta sulla mentalità. E poi finalmente anche in spogliatoio, poi quando si rientra, visto le ultime partite dove sicuramente eravate tutti un po' arrabbiati, un po' delusi, oggi finalmente tutti un po' col sorriso e poi anche a prendervi il saluto del Northside e di tutti i tifosi che sono venuti allo stadio, perché questa è la vera Clivense che voi e che i tifosi che tutti vogliono vedere. Ah sì, adesso siamo dove dobbiamo essere. Adesso riparte un altro campionato dove dobbiamo continuare con questa determinazione, con questa voglia, ma anche per il nostro tifo, dargli soddisfazioni, più soddisfazioni possibili.